Prima di tutto lasciatemi ringraziare Ivan Montesè, in un cantiere appunto di scavi nel Piave, ha fatto un grande scavo qui nella zona del Gabbiano, più o meno ecco, su quella zona lì, dove si presume che lì c'era Santa Maria di Lovadina, che Tarcisio Zanchetta ha fatto questa pubblicazione, ecco, quindi già avevamo fatto questa pubblicazione e grazie a tante persone che credono nella nostra iniziativa ci segnalano tantissimi reparti, quindi stabilimento io ho anche altri reparti importanti che la sovrintendenza mi ha detto di custodire e però cercare di trovare una situazione di esporla in un museo, in un punto importante, non che magari portata alla sovrintendenza a Padova o a Venezia e dopo sparisce e non la vediamo più. Quindi se adesso va a finire, come destinazione a Farra di Soligo sarebbe veramente il massimo, quindi portare i turisti che arrivano anche adesso con il discorso UNESCO, i cristiani che facciano un percorso. Purtroppo qui manca un discorso di cultura, di fede e bisogna tornare al discorso dei santi perché oggi si è persa tutta questa storia. Intanto prima di tutto ringrazio il signor Dio ti salvi Perin perché mi ha reso, come dire, partecipe di questa scoperta già 20 anni fa quando era stata fatta, ma forse non ci avevo fatto il caso che ci faccio adesso perché come vedo dall'iscrizione il primo santo nominato è Santo Stefano, suddiacono, martire e quindi un'insigne reliquia di questo santo che è patrono di Farra di Soligo. Era custodita dietro probabilmente questa lapide e quella di tanti altri santi martiri della Chiesa di Roma, reliquie che erano preziosissime nel passato come segno di questa profonda comunione che la Chiesa vuole avere con quanti hanno dato la vita per Cristo, quindi il Santo Stefano è stato il primo martire, poi è chiaro c'è tutta una schiera di martiri romani e non che studiando la loro vita si può capire quanto diventassero segno di miracoli, di vita cristiana autentica, di comunione con i cristiani che stavano magari in situazioni particolari di sofferenza. Ecco, noi non sappiamo la provenienza, probabile collocazione potrebbe essere proprio la chiesa di Farra, dove appunto il martire Santo Stefano è patrono.